Adesso le stanze sono rimaste le stesse, le scrivanie sono rimaste più o meno le stesse, ma al di là della scrivania non trovi più persone ambiziose, trovi Mm, mm, persone che contano soltanto i numeri, il più e il mm. meno, quanto ha fatto d'ascolto, quanto ha fatto di incasso, il tuo film ultimo. Conta solo quello, il valore numerico, non c'è più l'ambizione di fare una cosa bella, una cosa importante, una cosa sfrontata anche sul piano della Mm. qualità. Buonasera e benvenuti a tutti a Soundtrack City. Ciao Massimo. Ciao Marco. Oggi abbiamo, insomma, non uno, ben due Avati, ovvero stiamo parlando di Antonio e Pupi Avati. Del regista sappiamo veramente tutto, ha una filmografia incredibile, ma oggi cercheremo di parlare di due cose fondamentalmente. Uno del suo nuovo film appena uscito, Lei mi parla ancora, con un grandissimo Renato Pozzetto e un altrettanto grande Gifuni, e poi parleremo della componente musicale che è importantissima nei film e nella carriera artistica di Pupo Avati, non solo perché lui nasce come clarinettista jazz nella Bologna del dopoguerra, praticamente insieme e ha lavorato tantissimo con Lucio Dalla, di cui spesso racconta aneddoti veramente divertenti, ma poi perché nel suo cinema, Massimo, la musica è decisamente, ha un ruolo decisamente importante, no? Sì, sì, è preponderante. Tra l'altro, in quest'ultimo film dove c'è dobbiamo annotarlo, il primo ruolo drammatico nella carriera di Renato Pozzetto e viene fuori in maniera toccante, il film è veramente toccante da ogni punto di vista. Sì. E ci sono le musiche di Lucio Gregoretti, che tanto ha fatto un lavoro molto raffinato, molto sopraffino, e ne parleremo tantissimo perché comunque Pupi Avati da un po' di anni si è dovuto slegare da uno dei suoi più grandi sodalizi cinemusicali, da quelli da annoverare nella storia della settima arte, ovvero quello con il maestro pesarese Rizzo Ortolani, di cui parleremo nella seconda parte di questa intervista. Una carriera con film di ogni tipo, dall'horror al drammatico, al comico, alla commedia, allo storico. Basti, vi cito veramente in questa lunga filmografia Una gita scolastica di cui parleremo, il dittico Regalo di Natale, La rivincita di Natale, e poi un film di cui anche parlerà direttamente Marco con Pupi Avati, che è Bix, su un famosissimo musicista, e tra l'altro fino ad arrivare poi passando per Zeder, arrivando poi a Ma quando arrivano le ragazze, Il nascondiglio papà di Giovanna, Il figlio più piccolo, Una sconfinata giovinezza e Chi più ne ha più ne metta. Veramente una filmografia straordinaria. Come altrettanto straordinaria è questa intervista con i fratelli Avati, Antonio produttore, Pupi regista. E in tutto questo non dimentichiamo che ci aiuterà un amico, lo vogliamo dire a sorpresa, che arriverà, Pierluigi Pietroniro. Quindi andiamo a sentirci Antonio e Pupi Avati. Buona visione. Salve a tutti, buonasera. Allora, ciao Massimo. Allora, ciao come già abbondantemente introdotto, ecco qui i nostri ospiti. Abbiamo Pupi Avati e Antonio Avati. Salve. Benvenuti. Buonasera. Grazie di cuore per essere con noi. Allora, come dicevamo nel backstage, noi abbiamo qui Pupi Avati, noi siamo un programma che si occupa di colonne sonore, di musica. Qui, come si suol dire, prendiamo un piccione, no scusa, due piccioni con una fava, eccetera, eccetera, perché Pupi Avati è noto, insomma, anche i suoi trascorsi da musicista, quindi sarà per noi giocare in qualche modo in casa. Ma veniamo a questa ultima fatica cinematografica, Lei mi parla ancora. Un film, lo dico subito, non perché c'è qui sia Antonio che Pupi Avati, un film bellissimo, toccante. Io vorrei iniziare da una frase dello stesso Giuseppe Sgarbi, che vi vado a leggere. Finché morte non vi separi è una bugia, il minimo sindacale. Un amore come il nostro arriva molto più in là e il tuo lo sento anche da qui.
come dire, se un uomo arriva a dire a una donna una cosa del genere, dopodiché non so che cos'altro può dire, e io la cosa che chiedo a Pupi Avati è che, leggendo la sinossi di questo libro, sembra un libro fatto apposta per la sua regia. Come è nata l'idea di questa trasposizione cinematografica? L'idea è nata in realtà dal suggerimento di un critico cinematografico di Padova che si chiama Maurizio Caverzan, che mi telefonò e mi disse: leggi questo librino, perché era un libro di poco, insomma, centinaia di pagine. E io più che altro per fare un favore a Maurizio l'ho letto, perché in realtà non ero incuriosito per niente, anche perché si trattava del genitore degli Sgarbi che io conoscevo appena. Non ero, insomma, particolarmente attratto, però l'ho sfogliato, ho cominciato a leggerlo e mi sono reso conto che in realtà la concezione dell'amore, del matrimonio e della vita di questo anziano signore di Ro Ferrarese, anziano farmacista, io mi riconoscevo in questa persona che aveva perduto la moglie. Fortunatamente a me non è capitato, però aveva perduto la moglie dopo un lunghissimo matrimonio di 65 anni e aveva cercato di elaborare quel lutto scrivendo quel romanzo. Mi sembrava che tutto quello che pensava, che diceva, anche delle difficoltà dello stare assieme, soprattutto di questa promettersi attraverso un'ostinazione che va contro ogni ragionevolezza, di considerare il tempo come relativo, di promettersi addirittura un'immortalità. Tenga conto che la lettera che lei scrive all'inizio del film promette l'immortalità, lui non c'è nel libro in realtà, c'è un biglietto a un certo punto, ma non c'è nel libro. No, l'ho immaginata io, l'ho desunta io, come molte altre cose ho desunto io dal libro. Insomma, mi sono molto riconosciuto, ho pensato che fosse un racconto necessario in questi momenti di così totale precarietà, in cui tutto sembra relativo, sembra destinato al deperimento, all'erosione. Ecco, un film che si fonda sul per sempre come locuzione avverbiale, che è stata cancellata dal nostro eloquio, mi sembrava che fosse un film molto controcorrente e quindi necessario. Peraltro, è inutile dirlo, io leggendo questa e vedendo questa storia d'amore non può non venire in mente, soprattutto nella scena dove lei è in terapia intensiva, quello che hanno vissuto tante coppie di anziane in questo momento. Quando l'ha girata, ovviamente forse non c'era ancora il problema. C'era. COVID, sì. E si è reso conto di questa, voglio dire, impatto molto forte che ha anche da questo aspetto, questa storia. Sì, l'avrebbe avuto comunque. Sì, certo. È evidente che di questi giorni, di questi tempi lo ha particolarmente. C'è questa circostanza, questa coincidenza dolorosa. Devo dire però che malgrado abbiamo girato questo film in questa stagione difficile, quindi con tutte le precauzioni, con i 2 commissari Covid sul set, quindi in una condizione di grande attenzione. Io facevo 3 tamponi alla settimana, la troupe faceva il serologico ogni 5 giorni, insomma, una grande. Però il film non è nuociuto il film, questa cosa. Non posso dire che se alcune cose non dovessero essere riuscite a attribuirle a quella condizione, perché in realtà il film l'abbiamo girato come qualsiasi altro film, grazie anche alla professionalità di queste persone, di questi commissari Covid che ci hanno accompagnato durante tutte le 6 settimane. Siamo stati molto fortunati perché nello stesso periodo si sapeva che si giravano altri film in giro per l'Italia e spesso le riprese, ci dicevano, venivano interrotte proprio per le norme. Sì. Faccio una domanda a Antonio Avati in questo senso. Dunque, questo era un film, da quanto ho capito, che doveva uscire ovviamente purtroppo come tanti nelle sale e invece è uscito in streaming sui canali. Ecco, come
sta cambiando il mercato cinematografico in questo senso. Ormai sembra che lo streaming non se ne possa più fare a meno, ma questo immagino che comporti dei problemi anche di produzione. Come sta cambiando? Dello streaming e dell'apporto finanziario della televisione in generale, sia della televisione generalista che delle piattaforme, prima ancora di produrre, di iniziare le riprese, era una cosa comunque già indispensabile per qualunque tipo di produzione professionale che avesse un costo non così basso, insomma, che non fosse un'opera sperimentale. Quindi noi eravamo abituati ad avere dei contratti, dei collegamenti e poi delle messe in onda o sullo streaming o sulle televisioni generaliste o su entrambe, ma e quindi non è una novità il fatto di vedere i nostri film sul piccolo schermo invece che sul grande schermo. Sempre però abitualmente la prima visione era proiettata al cinema, sul grande schermo. Adesso ci siamo dovuti adattare a questa proposta che l'abbiamo presa inizialmente un po' con la bocca storta, un pochettino pensando sempre al fascino del grande schermo e alle abitudini che abbiamo del nostro cinema, appunto di vederlo prima in sala e poi in TV. Poi invece lentamente abbiamo capito che gli spettatori sarebbero stati addirittura di più, e forse si sta verificando questo anche se il film avesse avuto un buon successo in sala come attualmente hanno i nostri film. E poi naturalmente il fatto di aver la certezza che sarebbe stato visto senza avere naturalmente nessuna certezza sulla data delle riaperture delle sale, quindi dovendosi poi mettere in fila con altri 150, 160 film già fatti, già prodotti, già pronti per la sala, è stata una scelta che secondo me si è dimostrata vincente. La copertura poi giornalistica, la copertura dei media, visto che non c'era appunto la concorrenza di altri prodotti nello stesso periodo, specialmente prodotti per la sala, ha fatto sì che del film se ne sia parlato tanto e se ne continua a parlare tanto, anche perché ci facciamo i complimenti da soli, insomma il film forse lo merita. È vero. Sì, già ve l'abbiamo detto che il film lo merita e come, quindi e lo ripetiamo. Peraltro io vorrei ricordare, noi ricorderemo adesso i musicisti, adesso parliamo di musica, ma voglio ricordare che c'è un cast veramente importante questo film, e io lo voglio dire soprattutto, secondo me è un grandissimo Gifuni, a mio modo di vedere, quindi allora. Però, siccome vedo che c'è Pierluigi Pietronino che è arrivato, eccolo qui, e quindi diciamo... Buonasera. Io vorrei scattare sugli attenti, ma poi non mi si vede più, quindi diciamo volevo mettermi così, salutare, mamma mia, due mostri sacri della nostra cultura. Solo mostri. No, due miti della nostra cultura. Allora grazie. io approfitto del fatto che c'è anche Pierluigi, quindi andiamo allora sulla parte, diciamo così, musicale. E iniziamo dalla parte musicale appunto di questo film. Allora, tanto per cominciare, la colonna sonora è firmata da Lucio Gregoretti. Dunque, il ruolo della musica, come dicevamo prima, è sempre stato centrale nel film di Pupi Avati, mi sembra, anche forse per i suoi appunto esordi artistici come clarinettista jazz, ma anche in questo caso, anche nel caso di questo film, la musica è parte integrante della narrazione, cioè crea l'ambientazione storica. Io penso alla scelta della canzone Non partire, che diciamo uno standard del 1938, poi Malagueña Salerosa con cui inizia il film, insomma c'è un'attenzione veramente importante alla musica. Quindi la prima domanda che faccio è: quanto aiuta la musica nella stesura di un soggetto cinematografico e poi magari, perché no, anche nella regia? Allora, la musica è fondamentale nel momento in cui lo spermatozoo in qualche modo va a dare la vita, trasmette la vita. E nel momento della scrittura,
Cioè, nel momento della scrittura tu devi cercare il tipo di colonna sonora, il tipo di sound che in qualche modo ti accompagnerà nei giorni a venire, in cui tu ti siederai totalmente solo, o con tuo figlio, o con tuo fratello, o con altri, ma in genere molto spesso anche molto solo, e dovrai riprodurre quelle condizioni evocative per cui quell'ambiente, quel luogo, quelle luci, quelle facce, quei toni di voce, quelle espressioni, ecco, abbiano una continuità. Allora, parlando con musicisti, posso dirvi che il tema che mi accompagnò quando ho buttato giù la prima traccia di questa cosa non era Non partire, era era Prelude to a Kiss di Duke Ellington, suonato da Benny Carter, che è un sassofonista, altofonista, alto sax, che suonava pure la tromba. Ed è un tema bellissimo che io avrei fatto suonare d'accordo con Lucio, che l'avrebbe riarrangiato come ha fatto con Non partire, completamente fatto cosa propria, ma fatto suonare da Stefano Di Battista, che col quale eravamo d'accordissimo su fare questa cosa, operazione. Solo che i diritti d'autore di questo Prelude to a Kiss costavano quasi quanto il film. E quindi a un certo punto abbiamo pensato forse è meglio guardare a un repertorio italiano, ed è uscito questo Rabagliati del 38. Con questa canzone che tra l'altro Non partire è già nel suo titolo, ha qualche cosa di evocativo, e che ingenera quella paura di perdere la persona amata, che è poi il tema conduttore del film. E Lucio è un musicista raffinato e anche molto attento al fatto che non tutti i musicisti avrebbero apprezzato il fatto che io avessi chiesto loro di fare il tema, di desumere il tema conduttore da un brano già esistente. Capite quello che voglio dire? Lo capisco perfettamente. Probabilmente qualche problemino l'avrei avuto. Per non parlare magari un maestro Morricone, insomma, famoso. Morricone ci ha lavorato, ma con Riz l'avrei avuto, cioè, abbiamo fatto 35 film con Riz, però infatti in genere, ecco, con Riz invece il rapporto era sul clima, sull'atmosfera. Io dicevo Bela Bartok, per esempio, ecco, per storie di ragazzi e ragazze, alla Bela Bartok, ecco, dice. E lui si metteva lì e faceva delle cose che evocavano quel tipo di dissonanze, di suoni, di cose. Ma con Lucio mi sento un attimino, forse anche anagraficamente, sono così più grande di lui, per cui mi sento di essere un pochettino, potermi un po' più, di sgomitare un po' di più, ecco. Quindi di andargli a suggerire delle cose, e lui devo dire che ha fatto un lavoro bellissimo. Bellissimo, confermo. Assolutamente. Lucio è un gran compositore, amico di conservatorio, ma appunto una persona che anche ha una sensibilità giusta per inserirsi in questo contesto, insomma. Quindi ho detto gli archi, mi raccomando, gli archi di Jackie Gleason, che è un arrangiatore di archi superbo, non so se lo conoscete, ma insomma. Scusate, io rimango incantato da un regista che dà queste dotte indicazioni ai musicisti, le parole di bocca. Non è comune per niente, anzi, che non è comune per niente, anzi. No, l'unico regista che fa vedere la musica, ecco, io penso che veramente ha questa capacità, lui riesce a illustrare. Sono due oltremanica, oltreoceano, sono Clint Eastwood e Woody Allen, secondo me. Sì. Che sicuramente avranno copiato per quello. Lucio ha fatto un'idea che anche lì Lucio ha condiviso, visto che parliamo con musicisti,
che è quella del fischio. Elena Somaré, che è un'amica con cui ho suonato. Sì, bravissima. È l'unica che riesce ad avere il fischio pulito come ce l'aveva Alessandro Alessandroni. Mentre Morricone l'ha usato spesso, con Ortolani non era mai capitato di usare il fischio come al posto di uno strumento. È la prima volta e rende benissimo, rende molto. Volevo dire che ci sono all'interno di questa colonna sonora tante piccole chicche, tanti piccoli dettagli che fanno capire come è stato un bellissimo lavoro organizzato con sensibilità, con intelligenza, insomma, dal fischio all'orchestrina, alla musica diegetica che poi diventa di commento vero e proprio, all'orchestrazione di Gregoretti, insomma, è veramente un lavoro corale anche dal punto di vista musicale, quindi non c'è qui Gregoretti, ma è come se gli facessi dei complimenti anche a lui. Io volevo dire che secondo me è il film horror più riuscito dei Fratelli Avati, perché mi fa paura, io l'ho visto, e la paura di provare quel dolore, che è un dolore che ahimè ho provato, nel senso ho perso i miei genitori, insomma, però è della partenza, no? È un dolore che fa paura, insomma, ecco, quando quella paura intima, no? del non voler soffrire, ma è vero, quella è la vita. Noi avevamo in questo senso, dico una cosa che può apparire cinica, ma noi abbiamo avuto il vantaggio di avere un protagonista che aveva invece vissuto davvero questa esperienza. E devo dire che in certi momenti, qua Antonio è presente, quindi può testimoniarlo, mi pareva addirittura troppo quello che lui esprimeva, e quando gli andavo vicino e gli dicevo facciamo un'altra, ma piangi un po' meno, ma soffri un po' meno, e lui diceva, tutte le volte mi ha sempre detto, ma perché tu non sai com'è, ed in effetti la vita per adesso mi ha risparmiato questo dolore, spero che me lo risparmi per sempre, ma insomma è evidente che lui si ha portato anche molti problemi, perché non è stato semplicissimo, però ha portato sicuramente la sua esperienza di vita, cioè lui ci ha regalato il suo dolore, l'ha messo al servizio del film, e questo credo che si veda, e se Pozzetto avrà, come penso, immagino e merita qualche riconoscimento, lo avrà anche per questo, per aver regalato al film proprio una parte della sua autobiografia. Parte recente della sua autobiografia. Ovviamente, sì. Ma dicevamo infatti con Marco invece Testoni quanto invece tutto risulta molto equilibrato, proprio veramente, visto che la storia di un farmacista proprio sembra dosato con il bilancino da farmacista come usava una volta, veramente straordinario il dosaggio per le emozioni appunto di un tema così doloroso e così difficile da affrontare nel momento storico, in linea generale come percorso di vita. Incredibile, veramente. Sì, non c'è mai retorica, non c'è mai melò, insomma, quindi è stato difficile rappresentare Sgarbi fratello e sorella, visto che più o meno li conosciamo tutti, quelli reali. Sgarbi fratello l'abbiamo proprio eliminato, l'abbiamo messo in campo lungo, pacizzato totalmente. Non ha avuto... Lui ha dovuto chiesto, ma perché non metti qualche immagine di quando io urlo capra? Era lievemente decontestualizzante. È evidente che però è strano come questo film abbia ristabilito, no, fra di loro c'è un affetto molto forte, ma anche naturalmente un problema di Elisabetta di essere considerata la sorella di Vittorio. Cioè Elisabetta la chiamano la sorella di Vittorio, che è una cosa... come a me che mi chiamano il fratello di Pupi. È il destino delle sorelle dei famosi. Questa essere la sorella di Vittorio, lei un pochettino ecco, questo film la risarcisce, cioè nel senso che invece racconta come lei abbia avuto, al di là di quella che è stata la verità, perché
Dovete sapere che questo film è stato realizzato nella più assoluta libertà, cioè gli Sgarbi hanno letto la sceneggiatura, cioè Vittorio non ha letto la sceneggiatura, Elisabetta ha letto la sceneggiatura, si è commossa e basta, non ha detto una parola. Le uniche cose gliele chiedevo io, semmai, le telefonavo, le chiedevo ma lì com'era o come non era. E lei allora era premurosa e si preoccupava di dirmi, ma non ha avuto nessun tipo di titubanza. E abbiamo girato, e questo è un piccolo miracolo, la metà del film a Cinecittà, cioè tutta una gran parte degli interni della casa non sono veri. La casa è così perché il nostro scenografo Giuliano, il nostro architetto Pannuti, ha ricostruito esattamente, ha fotografato tutti i quadri, tutti i soprammobili che vedete, sono quelli, sono copie di quelli autentici che sono nella casa. Quindi un lavoro pazzesco. L'unica cosa che è sovradimensionata è la cucina. Cioè la cucina nel mio film, perché la cucina di Casa Sgarbi è molto piccola e quindi per girare un film dove ci sono tante scene in cucina è evidente che sarebbe stato impossibile e molto scomodo. Certo. Ma per il resto abbiamo ricostruito esattamente al centimetro, al millimetro, nei colori, nelle porte, negli infissi, in tutto, dei pavimenti, esattamente quella casa là. E chi vede il film e conosce la casa crede che noi abbiamo girato quasi tutto là, ma in realtà la gran parte era Cinecittà. Quindi ci siamo preoccupati molto di più della somiglianza, della somiglianza della casa rispetto alla somiglianza dei fratelli, dei personaggi. Certo. Volutamente, perché e poi Vittorio ed Elisabetta come nomi propri non vengono mai citati durante il film. Loro sono il figlio e la figlia, ma anche sul copione. Non ci ho fatto caso in questo. No, perché in realtà diciamo che arriva quasi in secondo piano, non ci fai neanche giusto un riferimento. Diciamo che è arrivato in secondo piano, infatti fortunatamente è rimasto un film di Pupi interpretato da Pozzetto, liberamente tratto se no c'era il rischio che diventasse il film di Sgarbi, il film per cui Vittorio si sentisse impegnato, autorizzato a rappresentarlo. Non volevamo che fosse così. Comunque dobbiamo riconoscere in loro veramente un rispetto nei riguardi del nostro lavoro totale. Mai invadenti, mai. E poi allora il film è piaciuto tanto, è piaciuto come voi, tantissimo. Poi essendo lei un'editrice ancora Massimo vai con Rizzo Ortolani? Sì, io farei un balzo indietro, diciamo che dall'ultimo film tornerei un attimino indietro, anche perché effettivamente il sodalizio il connubio tra Pupi Avati e Rizzo Ortolani è quello che di fatti entra storicamente insieme ad altri famosissimi e noti connubi come Morricone Leone, io penso a Hitchcock Herman, Spielberg Williams e tanti altri, Scola, Trovaioli. E effettivamente hanno fatto tantissimi film insieme. Tra l'altro io pensavo, quando ancora stavo un attimino studiando la vostra collaborazione, ma che conosco da anni, che aveste iniziato molto prima, tipo, cioè, non nell'81, perché il primo film è Aiutami a sognare, perché poi in realtà insieme avete fatto diciamo accumulare a Ortolani 2 nastri d'argento, 4 dadi di Donatello e un Globo d'Oro, che non è poco per un sodalizio del genere. Quanti sono? In quasi 35 anni 31 anni di collaborazione, se non erro, giusto? E poi là si è interrotta, perché noi abbiamo alternato a Ortolani lo stesso Lucio Dalla citato da voi, e poi anche Pino Donaggio ha firmato le colonne, infatti. L'Arcano Incantatore e Festival, anche Oliviero. Anche Oliviero, infatti. Ma io ci tenevo a chiedere 2 cose, Avati. Quale considera, perché sembra una cosa molto particolare, quale considera la colonna sonora che meglio rappresenta il vostro sodalizio in 31 anni di collaborazione e per quale motivo? Ma io credo che il supporto maggiore che mi abbia dato Riz è per Gita Scolastica, che era un film. Gita Scolastica era un film molto. Eccolo là, ecco il disco.
Ecco. Abbiamo gli effetti speciali noi. Io sono un collezionista, ma sapevo che l'avrebbe citato. Che io tra l'altro è una colonna sonora che amo visceralmente. No, le spiego perché. Mi dica. Perché i film adesso abbiamo a che fare con delle persone che fanno questo mestiere, quindi sanno bene di cosa sto parlando. Gita scolastica era un film che prima della musica era una cosa, aggiunta la musica è diventata un'altra cosa, improvvisamente è diventata un'altra cosa, e noi di conseguenza alla musica di Ritz abbiamo rimontato il film, cioè abbiamo dilatato certe sequenze, soprattutto di ambientazioni, di esterni, di camminate, di gioiosità dei ragazzi o di malinconia, insomma molte atmosfere suggerite dalla musica. Cioè, io mi sono reso conto che improvvisamente il film ha incominciato a volare, si è innalzato, aveva tutto e quindi l'apporto di Rizzi lì è stato determinante. C'è stato anche l'apporto contemporaneo di Iaia Fiastri, che ha scritto le parole di 2 o 3 canzoncine che vengono Rosana Casale. cantate da Rosana Casale, che non era niente conosciuta. Quello è stato il film probabilmente in cui Rizzi ha contribuito maggiormente al successo delle nostre cose. Poi in tanti casi. Io posso dire il tema che mi piace di più, il pezzo, è quello che suona Santa Maria, che poi è doppiato con la tromba da ma quando arrivano le ragazze. Esatto. Quello è un tema bellissimo, fantastico. Dove c'è tra l'altro nel film c'è Ritz che dirige l'orchestra. Bravissimo, si Ritz di persona. Sì. Ma io tra l'altro ho premiato Ritz ai tempi. C'è il concerto di Hummel. Prima, poi c'è il pezzo. Avrebbe potuto avere un successo commerciale enorme. Il concerto fu inciso per tromba in do possibile, una cosa di questo genere. Ecco, quello lì, bravo, preparato su tutto. Dalla prima tromba del maggio. Peccato che non c'è la scena doppia. Ma magari saremmo diventati ricchi. Del maggio musicale, la prima tromba del maggio musicale fiorentino, perché è molto tecnico quel brano, che poi Santa Maria copriva benissimo come playback. E poi invece quel film fu molto piacevole quando arrivano le ragazze, perché la parte di commento e anche la parte sinfonica l'ha fatta lui, la chitarrista, l'altra l'ha fatta Giovanni Tommaso. Infatti jazz. Quindi ci sono due, e c'è questo grande trombettista che si chiama Flavio Boltro. Come no? Flavio Boltro, non è un nome qualsiasi. No, l'attenzione degli Avati per la colonna sonora, al di là di questo connubio meraviglioso, io se non ricordo male, la prima volta che mi trovai a registrare con il maestro Ortolani per gli Avati fu per la rivincita di Natale. E arrivai alla Forum e abituato a trovare l'orchestra normalmente, ma trovare Bollani al pianoforte e Maurizio Gianmarco al sassofono. Gatto alla batteria. Bravo, Gatto alla batteria. Sono rimasto, come dire, stordito, insomma, come per dirla. E appunto, e da lì potremmo aprire, potremmo aprire una serie di discorsi. Che meraviglia. Si potrebbe veramente fare un tomo sul rapporto musica e immagine. Prima il batterista è stato per certi film nostri, è stato il padre di Marina Rei, come si chiama? Enzo Restuccia. Bravissimo. Grandissimo. Un mito. Gli ultimi anni era con noi sempre con Morricone. Sì. Ma comunque tra di noi nell'ambito musicale gira comunque voce che il maestro Antonio Avati sia un trombettista, insomma, quindi non lo diciamo troppo in giro, però insomma gira voce, quindi chissà, un duo Pupi Antonio una volta glielo facciamo fare, che dite? Fantastico, certo. Anzi, magari la prossima colonna sonora del prossimo film di Pupi Avati la potrebbero fare tutte e due insieme.
Ma 4-5 note al posto di Flavio Boltro le ho suonate io. Ecco. Abbiamo svelato il momento top secret. Durante gli applausi. Allora, posso fare una domanda io, perché lo devo fare, cioè questi signori hanno girato Bix e a proposito di amore nei riguardi della musica, e io mi sono sempre chiesto che la potenza della musica è questa, che fa sì che un regista italiano giri un film su un musicista enorme americano, e poi con tutto quello che hanno fatto, gli sforzi di produzione, eccetera, eccetera. Anche lì mi fate capire quanto c'è stata di gestazione di quel film lì, prima di andarlo poi effettivamente a girare. Ma io penso Bix... Abbiamo preparato per un anno circa, forse. Sì, tra viaggi, sopralluoghi, acquisto della casa dove è veramente abitato, è veramente nato con la sua famiglia. No, un anno. Sì, però insomma Bix poi tutti i playback abbiamo. No, ma prima ancora di pensare di poter scrivere la vita, io non riuscivo a avere notizie perché avevo letto pochissimo, c'era pochissimo di pubblicato, e fu Fernanda Pivano che mi procurò una biografia americana, mi mandò le fotocopie che io tradussi ed è stata di 350 pagine col mio modesto inglese, con un dizionarietto. Ho tradotto la biografia e mi sono reso conto che aveva avuto una vita bellissima, e da lì nacque l'idea di poterlo proporre in Rai. Allora si potevano fare delle cose di questo genere. Quando mai oggi uno può chiedere alla Rai di finanziare un film noi non riusciamo, per adesso, forse ci riusciamo solo adesso, dopo 18 anni, a realizzare un film sulla vita di Dante Alighieri. Pensate che siamo riusciti a fare un film sulla vita di Bix Beiderbecke che nessuno conosce, ma non in Italia, nessuno conosce neanche in America. Vabbè, ma Dante Alighieri in fondo è una figura secondaria della nostra cultura. No, ma chi lo conosce mai? Chi lo conoscerà mai? No. Sì, infatti la mia è un po' una domanda trabocchetto, perché in realtà questo film è del 91 e mi ha anticipato Pupi Avati. Cioè la domanda era proprio: ma adesso riuscirebbe a fare un film del genere con la Rai? Mi ha già risposto. No. Adesso le stanze sono rimaste le stesse, le scrivanie sono rimaste più o meno le stesse, ma al di là della scrivania non trovi più persone ambiziose. Trovi persone che contano soltanto i numeri, il più e il meno, quanto ha fatto d'ascolto, quanto ha fatto di incasso. Il tuo film ultimo conta solo quello, il valore numerico, non c'è più l'ambizione di fare una cosa bella, una cosa importante, una cosa sfrontata anche sul piano della qualità. Io mi auguro che con questo mutamento che avverrà forse alle 5 di stasera, mi auguro, con tutto nuovo, spero, con nessuno di quelli di prima, nessuno, da nessuna parte, destra, sinistra, centro, tutti nuovi. Io spero che questo paese ritorni ad essere ambizioso, avere un po' di sfrontatezza e di coraggio, e di darsi un po' di coraggio e anche di orgoglio. Perché quando noi facciamo Bix, la Rai era orgogliosa di fare Bix e non sapeva nessuno di che cosa stessimo parlando. Ci hanno permesso di fare un film così. Però comunque c'era anche da dire che avevate degli interlocutori che avevano una cultura, avevano un background, comunque erano delle persone di grande esperienza, di grande... Hanno permesso di fare Aiutami a sognare con un coreografo come Hermes Pan, facendo venire il coreografo di Fred Astaire. Cioè 85enne, insomma delle cose che adesso non credo che avrebbero più un musical. Mai ho il coraggio di andare in Rai a proporre un musical. Mi permetto di fare una domanda: perché secondo voi siamo arrivati a questo? È proprio l'omologazione tira al basso, l'omologazione fa sì che veramente
E siccome i valori, come ho detto poc'anzi, sono soltanto numerici, sono tanto sul fronte della quantità, Luciano De Crescenzo diceva una cosa intelligentissima quando diceva: se fai più di 5 milioni di ascolto ti devi preoccupare, perché vuol dire che veramente hai fatto una cosa che piace troppo, piace a delle persone sbagliate, senza nessuna forma di razzismo. Grande Però è così. Bisogna che, e questa cosa adesso è diffusa non soltanto, anche il cinema aveva più ambizione una volta, adesso ne ha molte di meno. Io se mi permettete da piccolo artista quale sono, insomma appartengo a questo mondo, ma vorrei ringraziare il maestro Avati, perché io credo che da quando Fellini, che mi pare che era alla fine degli anni 80, si schierò contro la TV privata e l'interruzione dei film con le pubblicità, no? Che fece questo j'accuse. Ecco, da allora l'unico che ha fatto un j'accuse reale è stato il maestro Avati, quando ha scritto quella lettera aperta ai giornali, cercando di stimolare questo ritorno a fare cultura. Ecco, io lo ringrazio perché... Io lo ringrazio, ma non ho ottenuto niente. No, non è vero. Hanno ascoltato 2 o 3 giorni, poi sono tornati a Ballando con le Stelle. Vabbè, lì c'era Pippo Franco che negli anni 70 aveva fatto un gran bel disco che si intitolava Karakiri. C'era una canzone che diceva: oggi t'ammazzi, domani stai sul giornale, e il terzo giorno grazie a nome. Grazie. Posso, la domanda con cui noi chiudiamo sempre, ma è velocissima, anche se vi metterà in crisi: una canzone originale di un film che vi è rimasta particolarmente dentro? Penso a una cosa molto molto commerciale, che però in America viene suonata ancora ovunque, specialmente durante i matrimoni, More. Ok. Allora, Antonio Amati, More, e Pupi Amati? Ne avrei troppe, sono molto incerto perché sono tante. Forse How Love Is Here to Stay di Gershwin, Americana per Lì. Insomma, no. Finiamo col botto, diciamo. Finiamo col botto, ok. Vi ringraziamo tantissimo. Grazie, arrivederci, ciao. Grazie, complimenti ancora, grazie. Arrivederci.